Parla di un passo avanti decisivo il ministro Roberto Calderoli dopo che il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok agli schemi di intesa preliminare sull'autonomia, una prima volta storica, dice l'esponente di governo. Nelle foto ufficiali accanto ai governatori ci sono anche la premier Giorgia Meloni e i vice Tajani e Salvini, con quest'ultimo che parla a sua volta di tappa fondamentale. 4 le materie oggetto dello schema d'intesa, su tutte per Stefani c'è la cosiddetta tutela della salute. Ci permetterà di ottenere maggiori competenze in materia di tutela della salute con l'eliminazione dei silos, quindi la possibilità di investire i risparmi che vengono effettuati da regioni virtuose ovviamente a servizio della sanità pubblica in favore dei cittadini, migliori competenze per quanto riguarda l'ammodernamento tecnologico delle nostre strutture, la possibilità di includere i fondi integrativi sanitari all'interno della spesa sanitaria. In una regione come la mia, il Veneto, questo equivale a oltre 300 milioni di euro di possibilità di spesa in favore dei nostri cittadini. Le altre 3 materie non LEP riguardano previdenza integrativa e complementare, professioni, protezione civile. Con la possibilità di emanare ordinanze in deroga, la possibilità che il Presidente di Regione si assuma una responsabilità in più, quella di essere il commissario per quanto riguarda le emergenze di carattere nazionale. D'altra parte l'autonomia chiede proprio questo, assumerci una responsabilità in più, e fa specie che qualche volta in questo Paese chi vuole assumersi una responsabilità in più venga ostacolato. Ma l'iter non è finito qui. Entro i prossimi 60 giorni dovrà esprimersi la conferenza unificata e poi le Camere. Per il momento si ostenta sicurezza, con la Lega che per lo più esulta, mentre Fratelli d'Italia in Veneto è concentrato su tutt'altro. È del tardo pomeriggio la diffusione della notizia che Luca De Carlo lascia il coordinamento regionale di Fratelli d'Italia. Lo ha fatto scrivendo direttamente a Giorgia Meloni, un atto di rinuncia che arriva dopo mesi di illazioni a seguito del risultato elettorale delle regionali. Sarò sempre al servizio di Fratelli d'Italia, scrive De Carlo, sottolineando di aver lasciato un partito in ottima salute, ringraziando elettori e militanti, ma sotto la forma inappuntabile resta la sostanza nelle settimane calde che anticipano il referendum della giustizia.